colpito una parte fragile del giocatore del Cagliari, ma per ora solo cartellino giallo, quindi 2 gli ammoniti per il Napoli, 1 per il Cagliari che però è già uscito, ovvero Zappa, mentre nella squadra partenopea fuori sia ammoniti sia De Bruyne che come abbiamo detto in precedenza pochi minuti or sono Juan Jesus, che oggi gioca al fianco di Ramani. Juan Jesus che è preferito da Conte rispetto a altre alternative, magari non sono neanche al top della forma. Vedremo infatti se continuerà la partita, anzi proprio come l'abbiamo detto qualche giro di lancetta or sono è stato effettuato il cambio, fuori Juan Jesus ammonito e dentro Buongiorno per cambiare i 2 interpreti della zona centrale della difesa napoletana e quindi anche evitarsi di dover utilizzare un giocatore difensivo con un cartellino giallo che gravava sulle sue spalle. È stato annullato intanto il gol di Sule di qualche minuto or sono, quindi punteggio tra Pisa e Roma che rimane sull'1-0, annullato per fallo di mano di Sule e di conseguenza gara che rimane su questi binari, non si sposta in maniera decisiva dalla parte della Roma. Vedremo come continuerà da qui al termine dell'incontro, con 3 cambi che sono stati effettuati dal Pisa per cambiare un po' la gara. Dentro Nzola, Calabresi e Quadrado tutti insieme per mettere in difficoltà la Roma. Ci ha provato il Napoli qualche minuto or sono, c'è stato un controllo molto bello di Foloruscio con Politano che gli ha rubato palla. Foloruscio lamentava il fallo, ma sinceramente stavolta ha fatto bene l'arbitro a non dare il fallo appunto al Napoli, perché Politano è arrivato perfettamente sul pallone. Poi tiro a giro del numero 21 partenopeo che si è abbassato in modo pericoloso. Caprile si era tuffato alla disperata, ma la palla fortunatamente è terminata alta sopra i pali difesi dal portiere Elia Caprile. Oggi poco impegnato, ma che per ora quando è stato chiamato in causa è stato molto attento, soprattutto nel finale del primo tempo, sulle occasioni avute da Lucca e da McTominay. Non cambiano i punteggi nelle altre partite, addirittura una Serie B che non vi abbiamo neanche introdotto, ma ci troviamo già al secondo tempo e tranquilli, non è successo niente. Sono tutti e 3 0-0 i match tra Cesena Entella, Palermo Frosinone e Spezia Catanzaro, quindi continua a mantenersi l'equilibrio all'interno della cadetteria, con appunto questi 3 incontri che non si sono ancora sbloccati. 0-0 anche in Olanda tra Excelsior e Twente, anche se i padroni di casa si trovano con un uomo in meno a causa di un'espulsione. E infine è cambiato di molto il punteggio tra Real Madrid e Mallorca. Avevamo raccontato del vantaggio degli ospiti, Real Madrid che invece in pochi minuti ha ribaltato il tutto, 2-1 ora il punteggio a favore dei Blancos, che tornano a condurre dopo, come abbiamo detto, essere stati sotto in maniera non attendibile nella prima parte di gara. Ora sembra essersi ristabilita gli equilibri che ci si aspettavano prima del fischio d'inizio dell'incontro. Intanto continua invece a essere equilibrata la gara tra Napoli e Cagliari. Ha provato a farsi vedere Gaetano qualche minuto or sono, ha controllato un buon possesso sulla parte sinistra cercando di attivarsi con il destro, ma non c'è stato un suggerimento corretto per uno dei compagni che si trovava al centro, ma un suggerimento che quindi è stato poi deviato e rimandato lontano dalla difesa partenopea, che non ha subito grosse difficoltà. Ultimo go match di quelli che sono già giocati per quanto riguarda questo secondo turno del campionato di Serie A, andato in scena oggi alle 18:30 e ha visto confrontarsi 2 squadre che dalla prima partita avevano tutte e 2 affrontato le 2 squadre capitoline. Una era uscita con le ossa rotte e l'altra vincitrice. Si sono invertiti i ruoli tra Bologna e Como. Bologna che ha portato a casa i 3 punti con l'1-0 maturato in questi 90 minuti contro la squadra comasca. La rete di Orsolini in avvio di ripresa ha consentito ai bolognesi di portare via i 3 punti in questo match casalingo. Bologna che, come abbiamo detto in precedenza, era caduto in casa con la Roma e che adesso invece ritorna ad avere i suoi primi 3 punti in questo secondo match day.
nella gara contro il Como che invece esce sconfitto dopo la buona prova nella prima giornata, che ha visto battere la Lazio per 2-0. Fabregas anche in conferenza immediatamente molto polemico, con un commento sul fatto che il Bologna non si sia mai difeso così tanto, non è mai stato così tanto difensivista. Sembrano le solite scuse della grande squadra, ma applicata al Como, il che fa ancora più sorridere nel totale per l'atteggiamento di Fabregas, che sicuramente porta un modello di calcio innovativo e che in tanti stanno adorando, ma che nelle espressioni e nella comunicazione, diciamo, non è un fuoriclasse tanto quanto lo è stato soprattutto sul campo da calcio. Fabregas, giocatore incredibile, con una carriera forse paragonabile a pochi a livello soprattutto di vittorie e trofei e soddisfazioni che si è tolto all'interno degli anni in cui ha giocato. È un Como che quindi rimane a 3 punti, che viene raggiunto proprio dal Bologna, che si porta a 3 lunghezze, che di conseguenza rimedia alla prima uscita sfortunata contro la Roma. Domani intanto ci saranno altri 4 match che si giocheranno per concludere questo secondo turno di Serie A, e tra pochissimo andremo a svelarveli, ma intanto è andato vicinissimo al gol il Cagliari, con una bella azione sulla destra, cross profondo sul secondo palo a cercare Foloruscio in spaccata. Il giocatore rossoblu è riuscito ad arrivare sulla palla in distensione, ma sfortunatamente la sfera si è spenta al lato rispetto alla porta di Meret, non portando alla rete del vantaggio, con un Cagliari che invece ci è andato molto molto vicino. Lì a fianco a lui anche Borrelli, questione di centimetri per l'attacco rossoblu, che non è riuscito a trasformare il tutto in gol, ma sta mettendo in seria difficoltà il Napoli, che è vero che attacca con grande impeto alla ricerca di un gol che sembra, per come sta conducendo la palla, sembra quasi che gli sia dovuto, ma è un Cagliari che non ci sta a questa scelta di valore in campo e cerca di riattaccare con tutta la quantità e la qualità di cui dispone, visto che soprattutto grazie a quella che sono costruite le azioni migliori in questo appuntamento contro il Napoli, che per ora racconta di una bella partita equilibrata. Raccontavamo dei match che si giocheranno nella giornata di domani. C'è in primis quello tra Genoa e Juventus alle 18:30, 2 squadre che arrivano da una giornata differente. Genoa che ha pareggiato in casa con il Lecce, con i tifosi che non sono rivelati troppo contenti della prestazione vista da parte del Grifone, visto anche i pochi cambi rispetto alla passata stagione. Juventus che invece ha convinto quasi in modo un po' tiepido la sua tifoseria con la vittoria 2-0 contro il Parma, una Juventus che comunque sembra aver trovato un po' in più di tranquillità rispetto alla tormentata passata stagione, ma che vedremo con Tudor se riuscirà a esprimere un calcio migliore di quello visto nel campionato che si è concluso qualche mese or sono, e di conseguenza se è cambiato qualcosa rispetto alla gestione di Thiago Motta. C'è stato un uomo a terra qualche minuto or sono per il Cagliari, fallo subito da Luperto da parte di un nuovo entrato per il Napoli, uno dei nuovi entrati qualche minuto fa, un pestone di Ambrosino su Luperto, e questo deve essere molto molto doloroso, perché pestone a livello della caviglia e coi tacchetti belli resistenti, diciamo che non deve essere piacevole subire questo tipo di intervento. Luperto che fortunatamente poi si è riuscito a rialzare senza troppi problemi, ma già la seconda botta che prende in questa partita il difensore nato in Salento, e che nello scorso match contro la Fiorentina è stato protagonista della rete dell'1-1 che ha portato il primo punto stagionale per il Cagliari. Intanto cambia ancora il punteggio in Francia, perché il PSG è in
infermabile, non riesce a essere stoppato. 5-1 in casa del Tolosa, con anche la quinta rete che è arrivata in apertura di secondo tempo. È davvero una partita a senso unico quella francese, con la squadra che gioca il Parco dei Principi che si sta dimostrando decisamente superiore rispetto al Tolosa. Per quanto riguarda invece l'altro match di Serie A, Pisa-Roma, ancora punteggio fermo sul 1-0 per la Roma, con la rete di Sule in apertura di ripresa. Noi siamo pronti invece a vivere le emozioni del Maradona e lo andiamo a fare con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 78 minuti trascorsi, 12 alla fine, 0-0 il punteggio tra Napoli e Cagliari, con Cagliari che indietreggia un pochino pericolosamente. Nell'ultima fase il Napoli che si sente in dovere di attaccare, porta avanti il pallone con De Bruyne, cerca Anghissà, recupero del Cagliari che si distende, la palla è per la dopo ma è troppo lunga, rilanciata avanti nel settore destra, va a inseguirla in questo caso Politano, la tiene in gioco, punta sull'area di rigore, il cross per il secondo palo, la presa di Caprile che va ad anticipare il possibile intervento di De Bruyne e a risolvere la questione per il Cagliari. 79esimo minuto, con Caprile che tiene il pallone tra le mani, lo mette giù preparandosi a rilanciare lungo, chiaramente Cagliari che non lascia nulla di intentato in fase offensiva, lancia a cercare Borrelli, duello con Ramani, fischiato il fallo all'attaccante, il calcio di punizione quindi per il Napoli, con Ramani che ha già battuto, passaggio laterale, poi palla in verticale, il tocco di De Bruyne, la palla ancora in avanti nel settore di sinistra, c'è Ambrosino nel duello con Mina, lì si libera Ambrosino, il cross con De Iola che fa da schermo mandando in calcio d'angolo. Bisogna soffrire per questi ultimi 11 minuti con il Napoli che si produce nello sforzo finale alla ricerca del vantaggio. Calcio d'angolo per la squadra partenopea che prepara anche altri cambi, ora li metterà in campo in questi ultimi 10 minuti, pronti per la battuta dell'angolo, anche stavolta dalla destra di Caprile, la rincorsa da parte di De Bruyne, mi pare che sia ancora lui alla battuta, parte il suo cross, la palla del mucchio, il colpo di testa di Borrelli addirittura, sì, ancora in calcio d'angolo, nuovo angolo per il Napoli e siamo all'80esimo minuto, c'è Politano ha piazzato all'esterno dell'area, è solissimo, il pallone invece ancora dentro il mucchio, il colpo di testa tentato ai giocatori del Napoli, l'ultimo tocco è di Buongiorno con la palla che finisce lateralmente e in fondo al campo, quindi con il pericolo da parte del Cagliari scampato, il colpo di testa insidioso di Buongiorno che ha preso il posto, lo ricordo, di Juan Jesus. Cagliari sempre sullo 0-0 che adesso potrà andare alla rimessa al fondo, sbuffa Caprile anche per questa situazione, mentre è uscito dal campo Spinazzola mi pare, e al suo posto è entrato Lovic, anzi anche De Bruyne è uscito, quindi Spinazzola e De Bruyne sono usciti per Olivera e Lang, l'altro giocatore è Lang. Attenzione al pasticcio di De Iola, per fortuna il pallone è calciato e si termina al lato. De Iola che si era praticamente bloccato all'interno dell'area, Mina gli ha dato un pallone che De Iola in modo scordinato ha tentato di rendergli, ma Mina che pallone gli dà là, ma gli stai scaricando la patata bollente e adesso Mina è a terra, dolorante per la botta che ha subito, ma stava per fare una cappellata in collaborazione con De Iola. Queste situazioni veramente bisogna evitarle, uno scambio tra i due che era un suicidio vero e proprio. Angolo per il Napoli, 81esimo minuto, mancano 9 minuti alla fine, l'arbitro fa nel mezzo a sistemare le cose per questo ulteriore cambio. Bonaccini non vorrà andare a saltare di testa anche lui, c'è Luperto e Ambrosino che discutono, con Luperto che poi riprende la sua posizione. Angolo per il Napoli all'82esimo minuto, seguiamo questa azione, parte ancora il cross, il colpo di testa a liberare, fuori area, non vi arriva Luvumbo, la palla riproposta ancora in avanti, ribattuta con Luvumbo che potrebbe scattare, protegge il pallone, viene sbilanciato ma poi allarga a sinistra per la corsa di Obert, avanza Obert, 5 giocatori del Cagliari subito in proiezione offensiva, a dopo però viene fermato e poi ancora la chiusura da parte di Fololuscio, la palla ancora per la dopo che sposta il pallone, lo dà a De Iola, Cagliari che gestisce il posto di palla. 81 e 45, 0-0 tra Napoli e
e Cagliari, linea allo studio. E quindi continuano le emozioni in quel del Maradona, pericolo nella parte di Caprile per il pasticcio tra Mina ed Eiola, ma Cagliari che fortunatamente è riuscito a reagire, ha tentato di mettere in difficoltà il Napoli con un'azione immediata in avanti, ma buona guardia della difesa partenopea. Saranno ultimi minuti assolutamente da vivere al 100% tra due formazioni che stanno cercando entrambe la vittoria. Vedremo chi riuscirà a spuntarla in questo confronto, ma intanto andiamo a ricapitolare velocemente se ci sono stati modifiche all'interno dei campi che stiamo seguendo. In Jupiter League all'82esimo lo Charleroi conduce ancora 2-1 sul Dender, mentre non ci sono stati altri gol nei campi collegati. Sono arrivati invece gli ultimi due cambi per quanto riguarda Pisacane, che ha scelto di modificare entrambi i suoi esterni per questa parte finale di gara, quindi fuori Palestra e Foloruscio, esce un giocatore offensivo come Foloruscio, dentro Di Pardo e Idrissi. Queste le scelte per quanto riguarda Pisacane. Bisognerebbe anche capire Idrissi se sarà una scelta difensiva in tutto e per tutto o se semplicemente gli verrà data concessione di giocare un po' più avanti e di essere riferimento anche in zona offensiva per i suoi compagni. Idrissi che ha esordito nella scorsa partita all'interno del Cagliari e che ora ha la possibilità di giocarsi questi ultimi minuti sulla fascia sinistra in un match importante, quello che si sta giocando al Maradona contro il Napoli. Queste quindi le ultime due scelte di Pisacane. Ancora un cambio per Conte in questo finale di gara, vedremo se lo effettuerà o meno l'allenatore del Napoli per cercare di smuovere il punteggio. È una gara che il Napoli sta cercando di attaccare in maniera più veemente, naturalmente grazie anche alla qualità dei singoli di cui può disporre. Cagliari invece Sornione che attende lo spiraglio libero per far partire in velocità uno dei suoi possibili offendenti, che possiamo vedere tra Borrelli appena entrato, ma anche Luvumbo che è comunque fresco, così come Gaetano e anche gli esterni che hanno appena preso parte alla formazione, ovvero proprio Di Pardo e Idrissi, che si giocheranno le proprie chance in questa parte finale di gara nel tentativo di essere determinanti per le sorti della squadra rossoblù. Abbiamo iniziato a introdurre un po' le partite che si giocheranno nella giornata di domani. Un altro match che ci attende è quello tra Torino e Fiorentina, formazione granata che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. 5-0 contro l'Inter nel primo incontro, non il migliore degli esordi per una squadra alla grande storia come il Torino. Allo stesso modo Fiorentina che non è stata eccelsa e non è stata applaudita troppo dai suoi tifosi dopo il pareggio con il Cagliari, tifoseria viola che si aspetta di più dalla squadra fiesole. Vedremo come sarà questo secondo turno con la Fiorentina che intanto si è mossa anche nel mercato, ha ufficializzato l'arrivo di Piccoli, ma c'è stato anche l'acquisto di un giocatore importante anche a livello di prospettiva, ovvero Nicolussi Caviglia, arrivato nelle ultime ore alla corte di Italiano e che quindi potrà essere una risorsa fondamentale per quanto riguarda il campionato della squadra toscana. Nicolussi Caviglia che l'anno scorso ha fatto molto bene al Venezia e che quindi ha la possibilità di confermarsi anche in questa stagione, giocatore giovane che arriva dalla primavera della Juventus, ha fatto la trafila nella Juve e poi piano piano è riuscito a uscire fuori tramite le sue giocate anche con il Venezia. Questo è quanto per i match delle G18 di domani. Intanto ci sono state varie lamentele in campo, c'è stato un fallo ai danni di Borrelli segnalato giustamente dall'arbitro, ma non erano d'accordo i componenti della squadra napoletana che invece volevano il continuo dell'azione. Match che si sta avviando sempre più verso la fine. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor per l'ultima volta e poi torniamo a commentare questo finale di gara tra Napoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Scifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Scifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Ci sta provando in ogni modo il Cagliari a mettere in difficoltà il Napoli in questa parte finale di gara. Molto bravo Idrissi nella circostanza. Qualche minuto or sono era stato ottimo nello spalla a spalla con Ramani, altrettanto ottimo nel prendersi poi il fallo di Zambanguissa. Ha tentato di sfruttare la punizione Gaetano con un pallone a metà tra il cross e il tiro sul primo palo. Non era male l'idea, ma la difesa del Napoli è riuscita a spazzare via il pallone e di conseguenza allontanare il pericolo in una partita che si avvia sempre di più verso le sue fasi conclusive. Vedremo come verrà decisa e come si concluderà questo match che ormai si trova agli sgoccioli. Come abbiamo detto, entrati all'ultimo per il Cagliari. Le ultime due sostituzioni sono state quelle di Idrissi e dell'altro interprete a destra, ovvero Di Pardo, che hanno preso il posto di Palestra e Foloruscio. Ma come abbiamo detto in precedenza, Idrissi si chiamato ad aiutare la linea dei difensori schierandosi all'esterno sinistro, ma anche autorizzato a spingere con veemenza quando c'è da ripartire. Come abbiamo citato precedentemente, in un'azione di qualche minuto or sono ha dato dimostrazione di avere le capacità per farlo, prendendosi anche un fallo in attacco, subendo il fallo proprio di Zambo Anghissa. Lo stesso Zambo Anghissa qualche minuto or sono ha provato la deviazione aerea verso la porta di Caprile, ma il cross al centro non ha portato i suoi frutti. Poi successivamente c'è stato anche uno scontro con Borrelli, che è andato a sincerarsi delle condizioni del centrocampista napoletano. I due fortunatamente hanno fatto pace senza particolari scontri o screzi in questo match che si sta come abbiamo detto avviando sempre di più verso la conclusione. Allora noi andiamo a vivere i minuti conclusivi di recupero grazie alla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Saranno 5, il Cagliari sta tentando di attaccare con Borrelli che viene messo giù, dopo recupera il pallone, si volta, va via in giravolta, poi tenta di piazzare la palla, era stato anche trattenuto ma l'arbitro non è intervenuto. Riparte quindi il Napoli con la chiusura di Obert, la palla ritorna da dopo, scatta Luvumbo, il passaggio a destra, il controllo di Luvumbo nel duello con l'avversario, ancora Luvumbo, entra in area, serie di finte, Luvumbo, il tentativo di cross, si ferma, cross all'interno, lungo per Idrissi che si era portato all'interno dell'area. Pallone quindi a mettere giù col Cagliari che ha avuto l'occasione nel primo minuto di recupero, e adesso il rinvio, o meglio la ripartenza da parte del Napoli che porta il pallone nel settore di destra con Ramani che porta ancora palla e va a cedere poi il pallone lateralmente per Buongiorno entra nella metacampo del Cagliari, lo affronta Luvumbo, il passaggio a sinistra dove c'è Olivera, la palla ancora giocata dalla squadra napoletana, ancora uno scambio con Olivera nuovamente in possesso di palla che si prepara al cross, una deviazione che manda il pallone pericolosamente in calcio d'angolo rischiando di scavalcare Caprile. Angolo per il Napoli al 92esimo minuto, il colpo di testa nella traiettoria era stato quello di Adopo, quindi angolo stavolta dalla parte opposta, dalla sinistra della porta di Caprile con Politano che si è portato alla battuta. 92esimo minuto, parte il suo cross nel mucchio, la presa comoda di Caprile che
poi si lascia andare e porta il pallone a baciare l'erba. 91 minuti e 40, 0-0 tra Napoli e Cagliari, il tentativo precedente di Luvumbo con la parata centrale di Meret. Ora ancora il tentativo di impostare da parte della squadra cagliaritana, mentre era in fuorigioco Idrissi nel caso in cui avesse colpito il pallone. Ora Obert che va a prendere la palla con un piede teso, intervento arbitrale, calcio di punizione per il Napoli. 3 minuti alla fine, l'arbitro fa allontanare i giocatori del Cagliari, la palla poco prima della linea mediana viene servita nella zona di Buongiorno che può portare la palla ancora nella metacampo rossoblù, porta ancora avanti il pallone, lo scarica a sinistra con il tentativo che viene subito ribattuto da Luvumbo, si ricomincia da Ramani a poco fuori dal cerchio centrocampo, ancora la palla per Di Lorenzo che tocca corto, lo scambio con la palla che è ancora Di Lorenzo porge verso Buongiorno ancora a sinistra dove c'è Olivera che ritorna ancora su Buongiorno, non guadagna metri il Napoli, la palla per Ramani che controlla, allarga ancora verso Lobotka ha seguito in questo caso a vista dal 10 Gaetano, accelera Lobotka, tenta di entrare, attenzione al tentativo del Napoli, la parata da parte del portiere sul tiro ravvicinato del solito McTominay che non si vede per l'intera partita e stava per comparire nel momento più difficile perché McTominay ha avuto la palla per calciare, ma per fortuna ha calciato il rasoterra debole centrale e Caprile è riuscito a intercettare. La palla ora è dall'altra parte, 94esimo minuto, 90 secondi ancora alla fine, poco più. Il pallone è giocato ancora dal Napoli, c'è da soffrire fino all'ultimo secondo. La palla è giocata ancora su Ramani che può porgere verso destra dove c'è Politano che tenta di partire nel duello con Idrissi, si accentra, Idrissi non lo molla, il passaggio è per Buongiorno dall'altra parte, accelera Buongiorno, va a cercare ancora a sinistra Olivera nel duello con Luvumbo, Olivera che cerca un varco, non lo trova immediatamente, il cross di Buongiorno, il pallone che rimane dentro l'area per un attimo e poi lo calcia via, in questo caso Di Pardo, il pallone però rimane fuori, ancora per il Napoli che insiste fino alla fine, 93-50, pallone portato a Politano nel duello con Idrissi, lo supera Politano, il tentativo di cross, attenzione la rovesciata da parte di un giocatore del Napoli, poi la palla crossata che finisce in calcio d'angolo, ha tentato la sforbiciata McTominay negando ai suoi compagni la possibilità di mettere a rete in modo molto più facile, pallone che è terminato sul fondo, 94 minuti e 15, calcio d'angolo per il Napoli che ha sfiorato solamente negli ultimi 2 minuti il gol, non come in modo molto più netto di come lo aveva fatto, lo aveva sfiorato nel corso del resto della partita. Angolo che sta per essere battuto, attenzione, il pallone che sta per essere calciato dalla sinistra di Caprile, parte il cross, il colpo di testa liberale di Mina, la palla fuori area, gestita ancora dal Napoli con Lobotka che cerca un compagno, il cross basso, il tiro e il gol, il Napoli che segna al 95esimo minuto con Anghissà, la beffa al San Paolo per il Cagliari, il pallone è rientrato dentro l'area e Anghissà, quasi fosse un calcio di rigore, ha battuto a rete trovando il gol del vantaggio per il Napoli, una vera e propria beffa per la squadra rossoblù. Aspettiamo di rivedere tutta la dinamica di questo gol, Napoli quindi al 95esimo che è passato in vantaggio con Anghissà, un pallone all'interno dell'area che è vagato, stavolta che è entrato, che è passato e che ha portato al gol di Anghissà. Aspettiamo di capire come è successo tutto questo. Il Cagliari ha lasciato passare questo pallone, è stato un qualcosa che non ha funzionato sulla ribattuta di Mina, pallone che viene giocato a sinistra e c'è il fuorigioco di Di Lorenzo. Però sul cross c'è il fuorigioco di Di Lorenzo che potrebbe non essere valutato, ma però effettivamente al di là di tutti i difensori la palla era stata ribattuta e poi è calciata da Anghissà a segno. Vediamo se viene ritenuta in qualche modo il fuorigioco utile alla causa o se si passerà dritti per il gol di Anghissà. 1-0 del Napoli all'ultimo fiato e adesso rimane veramente a niente, non era praticamente finita la partita. Era finita la partita. Mi pare che non viene neanche valutato in questo caso il fuorigioco di Di Lorenzo, tutto pronto per la ripresa del gioco e siamo al 97esimo, pallone che viene dato all'indietro, l'arbitro che dice che invece
è da rifare, no? Il pallone può essere dato anche all'indietro, non ho capito perché l'arbitro ha interrotto in questo caso. Bella beffa, rilancio avanti con tutti i giocatori del Cagliari che si proiettano in avanti, attenzione al pallone al ridosso dell'area, un fallo fischiato dall'arbitro per assegnare la leggerezza al Napoli, poi il fischio finale, una beffa. Il Cagliari perde al San Paolo per una rete a 0 per il gol di Anghissà nel finale, arrivato con la spinta della disperazione da parte del Napoli, con il Cagliari che ha condotto una partita, dobbiamo dire, quasi perfetta non è nel momento in cui subisce il gol al 95esimo, ma una partita quasi perfetta contro il Napoli, contro anche un arbitraggio a tratti ostile, però alla fine comunque sia stava portando a casa un bel risultato, è venuto a mancare per un'azione anche abbastanza confusa, con qualche posizione anche dubbia, perché poi bisogna anche sempre capire la logica di queste occasioni. Sul primo cross c'era Di Lorenzo prima che la palla venisse allontanata, d'altronde se viene allontanata è anche per effetto di un sistema difensivo che in quel momento deve difendersi da tutti e non solamente da chi calcia poi il pallone. Sta di fatto che non è stata presa neanche in considerazione la cosa e il Napoli ha condotto in porto una partita che si era rivelata per la squadra partenopea complicatissima. C'è la mano in bocca, ma dobbiamo tentare di sputarlo per cercare di vedere le cose positive. Abbiamo perso 1-0 al 95esimo ingiustamente contro la squadra più forte del campionato. Eh sì, purtroppo risultato che non combacia con la buona prova messa in campo dal Cagliari oggi, un Napoli che quindi riesce alla fine, all'ultima azione, a portare a casa i 3 punti, la rete di Anghissà che si ritrova il pallone raso terra al centro dell'area, riesce a battere un Caprile che era stato insuperabile fino a quel momento. Cagliari che quindi torna a bocca asciutta, ma che deve rendersi conto di avere una formazione che può davvero giocarsela con tutti, un allenatore che è capace di modificarsi anche a seconda dell'avversario, a tirar fuori davvero delle buone cose dai suoi giocatori. È da qui che si deve ripartire per la prossima gara, che deve essere davvero la prima grande vera occasione in cui ci si aspetta che il Cagliari cerchi e riesca a portare a casa i 3 punti, Vitto. Non può essere diversamente, anche se poi rimane, ripeto, l'amaro in bocca, perché comunque sia potevi uscire con un punto, non è un grandissimo bottino, un punto nel campionato, è sempre però il riconoscimento di una buona prova. È un peccato che sia arrivato il gol di Anghissà, ma rimangono tutti i contenuti. Una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli, che non gli ha permesso di esprimersi ai suoi livelli, che ha rischiato a sua volta di poter subire il gol. È una squadra cagliaritana che nel momento in cui riesce a recuperare il pallone sa anche dare profondità, sa anche attaccare, forse deve avere qualcuno che sappia segnare più di altri, perché poi questo potrebbe diventare il cruccio, la difficoltà della squadra cagliaritana. È finita 1-0, ma ripeto, giocavi contro la squadra più forte del campionato, contro i campioni d'Italia, che a mio giudizio sono anche potenziati rispetto a quella stessa squadra che aveva cucito lo scudetto addosso, e la comparazione si fa velocemente. Il Cagliari che abbiamo visto non è stato un Cagliari solo disposto in difesa, è stato un Cagliari che quando ha potuto ha attaccato, ha cercato a sua volta la profondità anche sullo 0-0, anche nella parte finale, forse solamente negli ultimi 5 minuti è indietreggiato troppo e guarda caso la filosofia viene ancora una volta ripetuta: quando tu hai paura di perdere tendi a coprirti e a indietreggiare, gli altri stanno attaccando, così concedi metri, e quei metri che abbiamo concesso purtroppo li abbiamo pagati a 15 secondi dallo scoccare del 95esimo. Eh sì, purtroppo fa male il punteggio conclusivo, bisognerà rimettersi a posto in questa parte conclusiva di mercato, se ci saranno degli altri arrivi, ma soprattutto rimettere bene le idee in ordine. La prova è buona, la traccia è buona, ora devono arrivare anche i punti. L'appuntamento è rimandato quindi al prossimo match del Cagliari, quello che ci sarà dopo la pausa per le nazionali, quindi il 13 settembre alle 15, Cagliari-Parma, dove ci si attende finalmente di vedere la conclusione e il Cagliari di Pisacane in tutto per tutto contro una squadra di pari livello che bisognerà mettere in difficoltà e a cui bisognerà cercare di rubare i 3 punti conclusivi. Io ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi, ci diamo appuntamento quindi al 13 per il match tra Cagliari e Parma.
Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. E io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con noi, vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di